bene il taglio delle poltrone in regione, passi l'accorpamento di ATER e camere di commercio, ben venga il mantenimento del Crodi Aviano, ma quello che a Pordenone non va proprio giù del pacchetto di misure per la riduzione dei costi della politica presentato dal governatore Renzo Tondo è la proposta di un referendum per l'abolizione delle province, un po' perché la memoria della battaglia per l'istituzione del capoluogo della destra tagliamento è ancora ben viva in riva al Noncello, un po' perché il colpo sparato da Trieste viene percepito come un'esplosione di fuoco amico, PDL contro PDL. Francamente mi sarei atteso dal Presidente una presa di posizione più netta a favore delle province che qui nella nostra regione sono un esempio di efficienza e di capacità amministrativa. Questo attacco concentrico agli enti intermedi, aggiunge il numero 1 di Largo San Giorgio, è basato sulla disinformazione. Io non guardo a Roma, guardo invece a Renzo come punto di riferimento, mi auguro di averlo a fianco nella battaglia che non deve essere una battaglia demagogica ma deve difendere gli interessi dei cittadini e diminuire realmente i costi. Se davvero sarà indetta una consultazione popolare, Ciriani inviterà i pordenonesi a votare per la difesa della loro provincia, se non altro per una ragione identitaria. Rischiamo davvero di compiere il sogno udinese di egemonia senza colpo ferire, cioè noi dobbiamo stare attenti a difendere l'unità pordenonese che abbiamo conquistato con i denti rispetto ad una influenza culturale e politica molto forte di Udine e dall'altra parte del vicino Veneto. Al momento i numeri in Consiglio regionale sembrano favorevoli alla linea di Tondo, ma la guerra, promette Pordenone, è appena cominciata.